Il titolo è già un programma che apparentemente può sembrare banale, perché la parola futuro si ritrova in quasi ogni evento, in ogni situazione. Però questo è un esercizio di futuro. È una volta tanto stiamo immaginando insieme la governance di questo territorio, quindi abbiamo chiamato le persone che si occupano dei sindaci, in questo caso abbiamo anche un consigliere regionale, per immaginare come saremo fra 30 anni, che è una distanza quasi impossibile da poter immaginare, però noi faremo questo tipo di immaginazione. Perché? Perché insieme dovremo cominciare a pensare da che parte andare, visto che stiamo parlando di molte cose, quindi la diminuzione della natalità, stiamo parlando quindi che diminuiranno le persone, che avremo bisogno di persone che lavorano però che hanno determinate competenze, e dall'altra parte c'è tutto il mondo del sociale. Dentro questo progetto ci sono le associazioni del territorio che fanno un altro tipo di percorso, e però insieme alla fine metteremo insieme quella che sarà l'idea o la visione o la percezione oppure l'immaginazione di quello che potremmo essere fra qualche anno. Perché se noi ci guardiamo fuori, noi vediamo che ci sono quindi noi parliamo dell'abitare in questo caso, ma ci sono molte abitazioni che sono vuote, o molte abitazioni che sono esagerate, o molte persone che sono dentro le abitazioni, sono da sole, sono rimaste, quindi con tutto il problema della solitudine, ovviamente, dell'abitare da soli, in ambienti che sono stati immaginati 30, 40 oppure 50 anni fa. Quindi dovremmo pure prendere in considerazione questo cambiamento e non lasciarlo fare solo da chi investe nell'immobiliare o chi investe in altre situazioni. Dovremmo essere noi, cittadini e governance, a poter immaginare qualcosa che riguarda il nostro futuro. Il laboratorio che Fondazione di Comunità della Sinistra Piave insieme ai comuni dell'area del Vittoriese avviano oggi è un laboratorio importante perché ci pone una riflessione concreta su quello che è il nostro modo di abitare e soprattutto su quello che sarà il nostro modo di abitare in futuro. Sappiamo che i dati ci dicono che aumenteranno il numero delle persone anziane, in particolare anziani soli, perché i nuclei familiari si sono assottigliati e quindi c'è il tema dell'anziano e della solitudine dei cittadini. Questo ci pone anche un ragionamento su come andare a sviluppare le attività dei servizi pubblici, delle istituzioni pubbliche per quel che rispetta il tema dell'abitare, anche tenendo conto che in questo periodo è cambiato anche il modo di vivere la prossimità e vivere le relazioni tra le persone all'interno della propria comunità, e quindi una volontà di essere protagonisti, precursori e saper interpretare quelli che potranno essere i bisogni futuri di una vita di qualità, individuandone le linee di progettazione e di realizzazione adeguate. Dunque il tema dell'abitare è il problema che noi comuni viviamo giornalmente, nel senso che post pandemia, durante la quale sono stati bloccati molti sfratti, si è appunto aperto questo nuovo problema che sta diventando un problema veramente grave, per cui abbiamo tantissime famiglie che rimangono senza casa, famiglie spesso anche con minori, con bambini, quindi che richiedono non solo spazi dedicati ma anche spazi giustamente vicini a dove è il loro luogo normale di residenza, per esempio vicino alle scuole che i bambini frequentano. E abbiamo provato in quest'ultimo anno in vari modi ad affrontarlo anche insieme ad altri comuni, e senza dubbio la proposta che Fondazione di Comunità oggi ci fa è una proposta importantissima e che può veramente diventare molto utile. Utile perché affronta, come abbiamo detto, il tema più critico che oggi noi viviamo come servizi sociali, ma anche lo fa in un modo intelligente perché mette insieme le esigenze dell'intero territorio. Quindi io confido che da questi incontri nasca veramente una nuova opportunità, soprattutto un nuovo pensiero nell'affrontare questa tematica dell'abitare che è strategica per il futuro del nostro territorio.
Sì, decisamente, è un tema di carattere molto generale che coinvolge tutto il territorio nazionale, specie, come diceva lei, i centri più grossi, ma cominciamo ad accorgerci che anche nei centri di minor dimensione, come sono i nostri comuni, il problema comincia a farsi sentire, perché sempre più spesso ci capita di ricevere cittadini che ci chiedono indicazioni su come cercare su immobili da trovare in affitto perché non riescono a trovarli. In realtà sappiamo al contempo che ci sono molti immobili sfitti, liberi, rispetto ai quali i proprietari preferiscono tenerli lì senza darli in affitto piuttosto che darli, concederli come effettivamente magari sarebbe per... Dopodiché c'è anche un altro tema che è quello degli affitti brevi, che viene negli ultimi periodi considerato molto più interessante dai proprietari, perché è più redditizio e comunque anche magari più semplice da gestire. Quindi il problema è grande soprattutto per le persone che hanno più bisogno.